Ora mi conta come 6 anni, così presto andava via. Sì, perché non avevo i genitori, mi toccava lavorare per forza. E ora come consisteva questo lavoro andare con Niente, era uno che stava sulla casetta piccola, che adesso è morto, un barbiere, adesso è qua, registra tutto. Perché? Invece E veniva a chiamarmi e noi eravamo un po' che le case, erano uniti per non dire su queste barche. Barbieri era soprannome, no? Sì. Era dove che sei paracaris, è vero? Sì. Sì, sì. E arrivavi fin? Da Rio Cese a Luvignano. Quanto che mettevi? In media? 3 ore. 3 ore anche per questo tocco così breve? Perché? Andare e venire tutti i volti che era. Ma solo andare o anche andare e venire che mettevi 3 ore? 3 ore andare e venire. 3 ore andare? No, per andare e venire. Un'ora e mezza. Ah, ecco, per arrivare in fondo vi mettevi un'ora e mezza, non 3 ore. Sì, però quando che si andava a fondo con le barche mi toccava la combatta Come andavate? e si impegnava sui volti. Non ho capito perché. Per registrare Sì, per forza registro. E dopo cosa fa? E dopo mi tiro giù, invece scrivo, potrei scrivere. Vede che Qui era le bestie, ma non vi erano motorini, cose, vapori ora. Pochi? Ma non ho capito questa difficoltà di mettergli un'ora e mezza perché mi pare un tratto corto da qua a Sestia fino a Luvignano. No. Driva strada, A Gelonga. che metti un minuto. Sì, prova a fare tutti i volti. Qua i volti sei, mi E dopo su il saccone in fondo, davanti di vada a Cese a Luvignano. Era un gran volto, che si chiamava? saccone. E là i barche di volte andavano in secca, capisci? E ora? E ora mi toccava a combattere, a tirare l'indrio, il cavallo fuori da restera, Come facevi a tirare in giro? tirare l'indrio, con i bestie, Ora tornavi in vacca, In drio? mettevi a poppa, insomma, Sì. e tiravamo fuori, Non ho capito. Mandavi coi vacchi o coi cavalli? con il cavallo e anche con i bestie, con i vacchi. Come si riesce cosa? Con il cavallo anche. Quando che era barche piccole, si toccava il cavallo. E invece E invece quando che era che grande, si toccava i bestie grandi. ho capito. E io ragazzi cominciai addirittura a 6 anni, da lì. Sì, 7 anni. Era il suo compito. No, ce la sta anche più tardi, perché 7 anni mi ha portato a specializzare. Sì, ce la sta sui 10 anni, 12 al massimo. Ma il suo compito qual era? Lavorava a terra? Qua, ieri No, non ero qua. abitavi il battaglione, si chiama battaglione? A casa vecchia, sì. Battaglione cosa si chiama? A Maria Stella. Maria Stella. Classe? Ah, quarta. No, di origine, da nascita. Classe Ah, dell'8, del 7, del 27. questo è il battaglione. Detti Loica, soprannome. Sì. Ma gli è il nome è suo marito questo? No, È il suo proprio? così. Ho capito. E dove eri a casa vostra ora? Quando che sei in fondo Da villa. da villa, fa sempre dritto, trovi una casa mezza fatta e mezza da fare. Mezza Eri nova. Sil praticamente. Sì, mezza 9 e mezza E vi 20. toccava andare fino in fondo a Cestia, Sì. aspettare il vostro turno. Sì. Chi vi dava l'ordine di Sto museo? questo museo? E partivi appunto anche a che ora la mattina di solito? Oh, O capitava? capitava quando che veniva a chiamarmi, magari per esempio veniva a chiamare a sera, poi alla mattina alle 7 si andava via, se finivano le bestie. Ah, non presto, No, tanto presto. perché nel frattempo io arrivai, forse quelli dei musei esteri si partiva molto prima. E ciò perché parlino altri sì. Quelli dei musei esteri, Loro venivano su sempre con i cavalli, perché era più facile ora. ma se che io anche più corta loro mi penso. No, era più, ora che metteva 3 ore proprio. Fatto il tratto dai primi boy che chiamava, fin qua davanti. Cioè, dopo Grazie a dipende. Dio che io mai di questi primi boss. Sì. Dopo si andava a fondo, mi toccava aspettare e allora là si combattiva Tu tanto. a fondo ieri qui toccava sotto in secca. Sotto in insomma. secca? Ecco, i volti, qua ieri, i volti famosi che mi hai detto ieri. Qua L'ultimo da era- Cesa a Santa Elena? Cominciamo da qua. No, da Cesa a Santa Elena. No, che era ancora il volto? E ciò, è stato tagliato che sarà 10 anni. E allora tagliato dopo la guerra qua. Che Ciò? il Ma taglio. dopo la guerra, sarà 14-15 anni, ciò sarà nel Galceo con altri erano del 66, 64, Chi era questo me ne voglio, Che non era ancora il volto? non erano ancora il volto. A Sant'Elena. Ho capito, io l'ho Io capito. avrei farlo ora mi penso. Ho capito. E allora, quello era il primo volto che trovavi da Celestia. Sì, proprio che si andava a fondo era quello. E dopo E il Moiasson qua, no? il Moiasson. Qua a Rivalta. Da Rio a Cesena, vuoi dire? Da Sì, Rio a Sant'Elena. Villa. Sant'Elena. No, qua no. Sant'Elena, dal campanile Sant'Elena. Ieri era un volto o Era un volto. o un Moiasson? Un volto era, che altro era un Moiasson. Qua ieri il Moiasson. Quella Luignan. Ah, non capito.
Ma uno in evento che non era anche qua a Rio? Sì, ma poco, quando era che si fondasse i barchi, che andasse su riva. E ora 4 ore il volto di Sant'Elena, dopo? E niente, si andava su Un altro volto? E noi sono salire in fondo, a Lugignan, a Lugnan, sì, vicino che a una volta che era a Fornagia a parte de Borin, Bertoli? no, Bertisi più avanti. Dai, a Fornagia Santa Elena qua, Lì era Torso? proprio del Torso. Adesso Di fronte a Fornagia e Torso, ora era vicino a Fornagia. la più vicina a Fornagia del Torso. Lì era quest'altro Moiasson. E anche più in Drio. E dopo si arriva al Sacon. Sì. No, il Sacon era qui. Ah, quello era il Sacon, il Moiasson chiamava il Sacon. Sì. Dopo arrivavi alla chiesa Da Rio Cesa Lugnan. dell'altro... No, e se fermavamo. fermare. A staccare. E insomma tutto andare e tornare era 3 ore. Sì, ma che andasse bene. E era fatica, poi valti tutte te. Ben, ciò. E va andare in un con 4, sì, vesti. Beh, ma lì è dato, non è fatica. No, sì. Perché non ho mai provato. Cosa si è fatica, scusa? Camminare? Camminare, bisogna tenere che tirano. Guarda cosa che si mette a fare stomaco qua. Anche se è importantissimo, età o no? Una volta non era sempre... Una volta era in età perché tiravamo e tutti quanti che aveva bestia stai andava a scar e ricurava sto fine, adesso bestia per stare non ne sa più e il fine resta là. Cavolo sì, così è. E quanti anni che hai fatto? Dopo finché sei sposato? Finché non va a sposare. Cioè? Fino a che anno era? 20 anni. Nel 47, dopo la guerra era? Sì. Dopo ti arrivai i motori? Mi ho sposato nel 50, del 49. E ancora tirava i barchi. E chi vi pagava Valtteri? Barcari? Come vedavi sei? Io a portata, io a quantità, a grandezza della barca mi pagava. Che era una tariffa come? Un prezzo poco, sì. Cosa mettemo? Una... 350 franchi, 500 che è grande, Gli ultimi- 150 i pomocine, i barchetti piccoli. L'ultima qua si parla sempre degli ultimi Sì. prezzi. I comacini era del comacchio, i comacesi? Sì. Pagavi i comacesi? Sì, ma poco. Ti diceva che era tipo piuttosto rustichi? Ma poco, non avevo visto adesso. Ma vi davi in mano, se hai vi buttavi? No, mi dava in mano e mi portava solo. Ah, saltava sopra? Sì. Ma perché a certe parti col sentiero gli dava con un scartosetto gli lanciava? No. A volte veniva... E a Mosè chi lo pagava Mosè? E loro che aveva una percentuale? I barcari sempre che dava a Mosè ora? Sì. Cos'è che fosse Mosè che vedava a Valtteri? No, Mosè veniva a chiamarmi noi altri. E non sai che dassi qualcosa a Mosè? No. Ma sai che facciamo? Tutto che sarà che avevamo da fare? Caldo, soltanto il mezzogiorno. E a sera tardi, veniva a casa con queste bestie, ma scherzi, che non avevo a pagare perché ne sapevamo tanti. Ma era sempre uno schero, insomma, un franco? Sì. Piuttosto che niente. Ma ora non si andava? Ma ho sentito che a mezzogiorno sta ferme però le vacche di sta. No. 4. Sì, ma poco. 2-3 orette. Sì, già poco, perché io la puniva. Io scaricare, non so cosa. Ho capito. E che sei ancora in missione, Sofioi, che sei? Sono voti. Se trova Drio a restare? Anche a vedere la ma per andare, bisogna che andasse dentro per qua e va in fondo. Dove? Per andare dentro qua? Sì. O se no per Drio strada per dove si va? E fanno così la fabbrica di plastica. E gira su. E trovo dall'acqua? Sì. E che casa sia? Dove scarica per fuori, basta. La casa, due case e quello Che sei Sofioi? Sì, sono voi. Sono voi. E Battaglione siamo qua, sì, e Vincenzi mi ha detto che siamo morti. Vicino in Torino, ne è morto, qua non c'è più nessuno vicino. Ho capito. Come mai sei andato a Torino? E ciò quando vogliono lavori c'è la divisione. Vatti ieri i tavoli, cosa ieri? No, io ero mercati, ma Quanto te era che avevi? 28, Ero. In quanti eri in casa? 7 fedeli. Battaglione noi, battaglione. E tutti qua, chi dei fratelli 7 andava a tirare in particolare? Chi toccava, chi era a casa? Mi ha detto Beppi Battaglione, capo, più conosciuto, era Beppi? Beppi Moro? No, Battaglione Beppi. Detto, Giuseppe? sì, Giuseppe. Sì o no? No. Chi era? Era menudo quello. E chi era più conosciuto ora dei battaglioni qua? Il capofamiglia, chi era? Capo famiglia, sono stati i stessi genitori. Ah, Beppi, di quelli che sono morti, erano mio papà.
Noi si ricorda ancora di Beppi, ciò. Attilio qua. Sì, sì. Però se giusto comunque questo nome Sì, Beppi. Beppi. Stavo già morto, come mai è morto giovane? Poverito, un brutto male, che è morto. Non lo so. E si resta ai altri fratelli? Sì, Posserve, e Vittorio. Non lo so. E gli era sta terra qua? Sì, No, sta qua come con un padre.